Bella Ju, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, ci siamo ripresi con una bella vittoria, con abbandono tra l'altro, e anche accusandomi che ho vinto grazie allo script, ma comunque questa è un'altra storia, non ci interessa, andiamo a cercare subito il prossimo avversario, cercando di dare seguito a questa vittoria dopo una striscia negativa veramente di brutte partite. Detto ciò, come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e magari commentate e fatemi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi ci capita, vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata. Napoli-Inter. Napoli-Inter. FC Linus. Visto, sì, vabbè, festeggiato e sono stato molto contento, molto contento. Molto contento. Allora, cazzo, Politano non gioca. Wow, Gong è on fire! Gong è subito in campo. Bene, così il nostro avversario gioca un 4-3-1-2 interessante. Una squadra di tutto rispetto, squadra di fenomeni. Contattori Spram, no. Oddio, o Spram che sì, perché vinc, però ripeto, a me è dispiaciuto che mi scrivono queste cose perché ripeto ancora, lo script esiste, va giù, però non ci posso fare niente, ma non mi sembrava così scriptata e tra l'altro lui poteva anche pareggiarla. Comunque vabbè. Andiamo, si parte. Osimhen, Lobotka, palla per Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia, prova a girarsi, errore di Kvara qui, provavano ad andare a recuperarla, niente da fare. Lobo, attenzione, grande recupero di Anghissà, dribbling di Anghissà, prova a darla a Zielinski che prova a far correre Mario Rui, gli dà una mano Kvaratskhelia, arriva Mario dentro per Kvaratskhelia, non arriva a tirare, peccato. Attenzione, palla dentro di Lorenzo, Lobotka, attenzione, Lobo prova a correre appresso a Neymar, prova a dare una mano a Nathan, Anghissà, fallo. Ha tirato calcio all'aria. Fallo. Attenzione, Beppe Bergomi, palla verso Bergomi adesso, scusate, Rachmani, Mario Rui alza questa palla per andare da Kvaratskhelia che la mette giù, Kvaratskhelia lungo verso Osimhen che spizza per Ngong, la riappoggia ad Osimhen che la ridà a Ngong, dribbling di Ngong che arriva al tiro, ma che gol ha fatto Ngong, ragazzi, ma che gol ha fatto Ngong, quinto gol stagionale per lui. Ma che gol ha fatto Ngong, 1-0, gran giocata di Ngong, attenzione Di Lorenzo, torna da Meret che stoppa e spara lontano verso Victor Osimhen, non riesce a prendere palla Victor, prova a ripartire l'Inter con Neymar, Rachmani, palla per Lobotka, dentro per Zielinski che si allunga troppo la palla, attenzione Anghissà, prova a tornare Anghissà, attenzione, ha rischiato il fallo. Palla dentro di Bernardo Silva, ancora Silva, Meret. Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava. Meret. È chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori più alti. Calcio d'angolo per l'Inter che cerca Bellingham, c'è Di Lorenzo, palla presa da Meret che può andare lontano, Meret verso Victor Osimhen che prova ad appoggiarla dietro, niente da fare, Mario Rui, Anghissà, Kvaratskhelia cerca Victor, si gira Victor ancora verso Ngong, Osimhen allarga per Ngong che ha un po' di spazio, dribbling di Ngong, cross in mezzo, arriva Osimhen, troppo su Donnarumma. Adesso rilancia lungo, attenzione Lobotka, allarga subito per Mario Rui, gran giocata di Lobo per Mario Rui che la ridà a Kvaratskhelia, Kvara si ferma, la ridà a Mario Rui, appoggia Zielinski, palla per Osimhen, la parata di Donnarumma. Sono stati graziati dopo aver perso palle. È un portiere. È stato molto attento accorgendosi delle la parata di Donnarumma, Zielinski mette palla giù, batte veloce verso Victor Osimhen che prova a appoggiarla lì, si salva l'Inter. Poi arriva Lobotka cerca Ngong che palla
che non riesce a girarla subito, peccato. Ngong, attenzione, Anguissa recupera palla ancora per Ngong che si ferma, dribbling di Ngong, qui il cross in mezzo, Simen non arriva a colpire, peccato, prova a ripartire l'Inter, non riesce a chiudere Lobotka. Bella partita fino ad ora, attenzione, Bellingham prova a ripartire, Vieira, Anguissa, Neymar, Bernardo Silva, si gira Vieira, bravissimo Lobotka, proviamo ad uscire ma non ci riusciamo, attenzione Anguissa, fallo di Anguissa. È ovvio, fra. Vediamo, non penso, però. Attenzione, Iniesta la mette vicino a Bellingham. Gong non riesce a recuperare questa palla, Zielinski sì. E prova a far correre Kvaratskhelia. Scende Kvara che allarga per Gong, gran palla di Kvara per Gong, Mario Rui dentro per Gong ancora, fermato da Rudiger. Poi Zielinski recupera una gran palla, Zielinski, tacco per Gong che arriva al cross, la palla non arriva a destinazione, prova a ripartire l'Inter ma Anguissa lo chiude, palla per Mario Rui, dentro per Anguissa, perde palla, fallo di Anguissa ancora, attenzione, Neymar di testa, gran recupero di Lobotka qua, Kvara dribbla e se ne va, scende Kvaratskhelia, si ferma, appoggia per Mario Rui, che la ridà Kvaratskhelia sulla corsa, si ferma Kvara che crossa in mezzo per Osimhen che non arriva al tiro purtroppo, prova a ripartire ancora l'Inter, Rachmani in chiusura, torna anche Zielinski che non riesce a recuperare questa palla, Bernardo Silva se ne va, ma torna il maestro che appoggia Zielinski che la dà Kvaratskhelia che prova a dribblare, perde palla Kvara, fallo laterale per loro. Attenzione, aspettate Aldo, ti leggo dopo. Attenzione, Lobotka e poi Anguissa, errore di Zambo però qui. Andres Iniesta la dà Neymar, palla dentro, prova ad attaccare l'Inter qui. E poi Meret riesce a metterla fuori con Kvaratskhelia che prova a disturbare l'avversario. Iniesta! Gol di Iniesta. Che gol di merda ragazzi, nel senso sì, so belle, hai ragione, sono d'accordo. Lobotka 1-1 intanto. Ngong si gira alla grande, sta facendo il panico Ngong su quella fascia, se ne va ancora, cerca Zielinski, va da Kvaratskhelia dentro per Osimhen, prova a girarsi, poca fortuna qui al rimpallo, Nathan, palla dentro, ah brutto, palla fuori, ce la caviamo, fortunatamente. Il lancio di Meret, attenzione verso Kvaratskhelia che riesce a spizzare per Mario Rui, la palla non arriva a Mario, Nathan gliela fa arrivare, si gira Mario, la porta fuori. Ci provo Aldo, ci provo. Attenzione, Vieira, palla per Iniesta, prova a chiudere Anguissa, bella chiusura, ma finirà il primo tempo qui probabilmente. Anguissa allarga per Ngong, dentro per Osimhen, wow, è entrato in scivolata assurda. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. Lo so, vediamo. Fine primo tempo ragazzi, bella partita. Dobbiamo fare di più. Si riparte, attenzione. Bellingham prova ad attaccare l'Inter, palla dentro, Silva, no ragazzi. Qua mi incazzo perché io ho premuto X. Cioè veramente. Osimhen, Lobotka, Anguissa. Prova a rientrare Anguissa, l'appoggia Lobotka. Attenzione, Rachmani recupera palla per Nathan che la dà a Mario Rui prova ad andare da Kvaratskhelia che cerca Zielinski, dribbling di Zielo, appoggia dietro a Kvaratskhelia che prova a rientrare Kvara,
rientra Kvaratskhelia, attenzione, Kvara dentro per Victor Osimhen che cerca Ngong, giocata pazzesca e doppietta di Filippo Ngong, grande filtrante di Victor Osimhen. Hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Attenzione, prova a riattaccare l'Inter. Noi proviamo a tenerla. Ngong. Di Lorenzo, Neymar si gira, Lobotka recupera una gran palla, Lobotka cerca ancora Ngong che prova a tenere questa palla ma la perde nei confronti di Iniesta. Attenzione, Kvaratskhelia poteva andare un po' più deciso lì. Pempera Neymar, dai, ma che gol, cazzo di gol è, dai. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Ma che frevo, c'è un gol come merda. Vabbè. Zelinski, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, prova a girarsi, bruciato da Bergomi, recupera palla Zelinski dentro per Osimhen, scende Osimhen, sì. Cioè, può mai fare per pere con Zelinski, vecchio? Sei un merda, mannaggia. Anch'issa, prova ad andare da Zelinski, niente da fare. Iniesta scende, Pempe, mamma mia Nathan, miracolo di Nathan qui. Attenzione Iniesta, niente da fare. Zelinski recupera palla, niente. Rachmani allarga per Ngong, scende Ngong, prova ad accelerare, dribbling di Ngong che se ne va, cerca Zelinski che penetra e si fa anticipare da Vieira nonostante fosse in anticipo. Rachmani prova a metterla fuori, niente da fare. Rachmani ancora. Di Lorenzo deve chiudere Di Lorenzo su Neymar. Poi Zelinski prova ad andare direttamente da Osimhen, niente da fare. Poi Rachmani cerca Ngong, bella palla qui. Ngong, dribbling di Ngong, ancora dribbling incredibile. Dentro per Zelinski, brutta palla qui però l'appoggio per Zelinski. Di Lorenzo, errore di Anghissà, riuscire a Anghissà ragazzi. Devo cercare di fare dei cambi. Rachmani palla dentro, Iniesta, attenzione. Esce Rachmani qui, Nathan di testa, Pempe che guadagna addirittura calcio d'angolo. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Sì. Allora ragazzi, fuori Zelinski, wow, Diego però. Fra, già hai fatto il trequartista, però ci provo, devo recuperare pure. Vediamo che succede, dai. Oh. Troppo sbilanciato il 4-2-4 secondo me. Dentro Dendonker. Ciolito, però stiamo giocando bene avanti. Tenderei a mettere solo Oliveira per Mario Rui che è stanchissimo. È stanchissimo. C'ho Pasqualino Mazzocchio, faccio così, guarda. Che Nathan pure è stanco. Vai, e andiamo. Oh, Salvio. Sta a posto, sa, come sta? Facciamo qualche cambio ragazzi, proviamo a riprenderla. Attenzione, calcio d'angolo, prova a metterla fuori Lobotka anche. Kvaratskhelia, Ngong dentro per Osimhen che appoggia per Maradona che da Ngong dentro per Lobo. Torna dietro da Dendonker, va da Lobotka, attacco per Ngong che si gira, rientra Ngong. Ngong ancora, la dà Diego, dribbling di Diego, è andato via con la finta di corpo e proprio il loro Maradona riparte, ma Di Lorenzo la riprende e proviamo a ripartire ancora. Di Lorenzo appoggia a Dendonker che non riesce ad arrivare da Diego, ma recupera palla, la riperde, mannaggia Geggino. Attenzione Maradona, Pasqualino Mazzocchi, bel recupero palla, vabbè. Che è successo, Fra? Che è successo? Che è sto periodo particolare. Fuori gioco intanto. Fuori gioco intanto. Meret.
Rilancio lungo di Alex Meret verso Victor Osimhen che appoggia per Diego Maradona. Scende Maradona, allarga per Pasqualino Mazzocchi. Mazzocchi prova il dribbling inutilmente purtroppo e si fa rubare la palla da Teo Hernandez che va verso Maradona che cerca di chiudere. Di Lorenzo invece va il cross in mezzo. Meret la para alla grande e Meret poi rilancia verso Victor Osimhen che appoggia a Kvaratskhelia che dribbla e se ne va Kvara. Scende Kvara dentro per Victor Osimhen, la palla non passa. Rachmani prova a recuperare questa palla, niente da fare, recupera Lobotka che prova ad allargare verso Kvaratskhelia, chiuso da Bergomi. Niente da fare, Donnarumma, arriva Osimhen, arriva Kvara. Bergomi provano a temporeggiare loro, arriva Osimhen, Gong, hanno un po' di melina, attenzione, recupera palla, Pazzocchi, Maradona, palla per Gong, dribbling di Gong che se ne va, la mette dentro per Diego che si gira, Diego a tiro, che cosa si di ora Diego? Fa parte del suo repertorio, ma stavolta il tiro non è stato all'altezza della sua fama. Minchia ma stai mento la faccia la passeggiata. Gesù. Di Lorenzo, palla per Kvaratskhelia, la perde purtroppo ragazzi. Donnarumma mette palla giù, arriva Ngong, provano a perdere tempo, Bergomi, attenzione Rudiger, ce la fanno a perdere tempo purtroppo. Osimhen, Dendonker, Ngong è qui in pressione. Attenzione Donnarumma, finisce qui 3-2 per l'Inter ragazzi. Ma incredibile l'occasione che hanno perso oggi, traditi forse dalla stanchezza, va bene, nel finale. Continuiamo a vincerne una e perderne una, così non andiamo purtroppo da nessuna parte. Perdiamo 22 punti e siamo sempre lì.